La Sardegna, si sa, è un'isola a vocazione turistica. Basti pensare alle decine di migliaia di visitatori che ogni anno dall'inizio della bella stagione arrivano per godere di un periodo, seppur a volte breve, di meritato riposo. Prendono d'assalto le località costiere per tuffarsi nel bel mare blu e ammirare incantati i rossi tramonti che la nostra isola propone ogni sera. Ma questa antica terra non è solo mare. La pensano così anche a Itireddu, dove il sindaco Franco Campos, insieme all'associazione Gruppo Folk Sant'Ujago, presieduta da Guido Satta, propongono interessanti iniziative. Anche il comune di Itireddu, come chiaramente altri comuni dell'entroterra della Sardegna, è impegnata nel tentativo di attrarre parte dei flussi turistici dalle zone marine, dalle zone della costa verso l'entroterra. Per fare questo sta elaborando una serie di eventi culturali, enogastronomici, uno dei quali è quello che verrà realizzato il 9 di luglio. Ci sarà la prima sagra del Culunzonese, che è uno dei prodotti tipici di Itireddu, che sono fatti a mano dalle signore del Comitato San Giacomo 2022. E poi il secondo aspetto è che ci sarà la 13ª edizione della rassegna folk regionale d'Esulgo d'Oro a Sucampidano, da non dimenticare che quest'anno, dopo diversi anni, circa 19 anni, si ritorna in piazza con la musica e con i balli. Quindi vi aspettiamo il 9 luglio a Itireddu.